Andiamo a parlare di un drone incredibile. Pensa che è un drone che può addirittura atterrare sul tubo di una raffineria, esplorarlo, Sì. raccontarti cose pazzesche, mandarti dati. Si chiama High Flyers e parliamo appunto proprio di Università degli Studi di Napoli. Ci dovrebbe essere con noi collegato il professor Bruno Siciliano, che tra l'altro, se non sbaglio, ma magari sbaglio, era ieri proprio alla conferenza di inaugurazione di Maker Faire, e il professor Vincenzo Lippiello. Buonasera. Buonasera Bruno. Buonasera a voi e buonasera a tutti i makers italiani. Allora, sì, ne parlavo ieri sera con Riccardo. abbiamo un po' di ritardo, Prego, professore, le volevamo chiedere di ritardo, intendo nel collegamento, nell'audio, nel sentirci. Ci racconta intanto che cos'è High Flyers e chi è coinvolto nel progetto? Sì, senz'altro. Dunque, High Flyers è uno degli 8 progetti di robotica aerea che è stato finanziato al gruppo Prisma, il gruppo della Federico II, il gruppo storico di robotica. Noi abbiamo cominciato nel 2010 il primo progetto proprio in collaborazione con il professor Marconi a Bologna, e fu praticamente il pioniere della robotica aerea. Come ha detto il professore Marconi, l'idea è quella di avere non solo un occhio volante ma anche una mano volante, un qualcosa che possa fare un'operazione oltre l'ispezione di un impianto oppure nel caso per esempio di un terreno agricolo e così via. High Flyers ha una peculiarità, che è un drone ibrido. Uno dei problemi dei droni è quello della autonomia e del carico utile. E allora bisogna trovare delle soluzioni tipiche dell'ingegneria in modo da ottimizzare la fase di volo e la fase vera e propria che il robot aereo è chiamato a eseguire. High Flyers è un progetto che è iniziato a gennaio del 2018. Il coordinatore è il professor Juha Roining dell'Università di Oulu in Finlandia, per un budget di 3.900.000 euro. Lo dicevo io ieri nella conferenza d'apertura con Riccardo Luna, noi in Italia abbiamo una vera e propria eccellenza della robotica italiana. Basti pensare a un saldo positivo del 3,5% rispetto alla quota di finanziamento che il Paese Italia dà alla ricerca comunitaria. Il 16,5% dei finanziamenti a fronte del 13% torna in Italia, e questo insomma lo si deve alla eccellenza non solo dei centri di ricerca e delle aziende, ma anche di tante piccole e medie imprese, delle start-up, degli integratori che fanno sviluppo e tecnologia in questo settore al punto che riusciamo a primeggiare in Europa e nel mondo. A questo punto io lascerei il professore Lippiello introdurre gli aspetti tecnici del progetto, e tra un attimo vedrete questo drone volare e atterrare sulla condotta, sulla tubatura della raffineria e fare queste operazioni. Questo è il primo drone al mondo di questo tipo. Bellissimo. Bellissimo, siamo emozionati di vederlo in azione. Grazie professor Siciliano, quindi aspettiamo il professor Lippiello che ci racconta e a questo punto ci fa vedere questa meraviglia. Esatto. Siamo collegati. Professore? Abbiamo sentito dei suoni, sono del drone o erano Sì. Ok, siamo... No, è la fase di... Aspettiamo di vedere. Startup del drone. Sì, aspettiamo di vedere. Comincio a introdurlo perché stiamo riavviando la scheda, abbiamo avuto un problema nel riavvio. Comincio un attimo a descrivervi la macchina. Sì. Buonasera a tutti, io comunque Buonasera Vincenzo. comincio a introdurvi un po' più nel dettaglio il progetto. Allora, questo è, comunemente lo possiamo anche chiamare drone, in realtà è un vero e proprio robot volante, ha una complessità incredibile questa macchina. Per darvi un metro di paragone, probabilmente se pensiamo all'uomo, l'uomo ha una cinematica estremamente complessa, no? Probabilmente l'uomo è la macchina, tra virgolette, più complessa che esista sulla faccia della Terra.
E se noi pensiamo al torso di una persona, quindi al torso umano, Sì. possiamo considerare una cinematica di un torso umanoide con 19, come attuato da 19 motori. Bene, in questo drone ci sono la bellezza di 22 motori, quindi questo drone ha 22 gradi di libertà che gli consentono di volare, gli consentono di navigare come un robot mobile a bordo, diciamo, a cavallo di una conduttura e fare delle ispezioni. Ora proveremo a farlo decollare e quindi vi descriverò un po' più nel dettaglio alcuni aspetti. Eccolo lì. Allora, come avete visto, il drone, come tutti i droni, è in grado di volare, Sì. in particolare questo sistema è in grado anche di, vedete, di atterrare su un tubo, è dotato di un sistema mobile, vedete, questo è un carrello con ruote omnidirezionali in grado di stabilizzare il drone in modo attivo sulla conduttura, quindi anche se ci fosse vento, un disturbo, lui riesce comunque a garantire diciamo, il suo equilibrio sulla conduttura. Può muoversi lungo la conduttura, anche lungo dei tratti curvi, perché ha una base articolata. Poi è dotato di un braccio robotico con un tool. In questo tool può essere sensorizzato con diversi tipi di sensori, perché l'obiettivo è quello di inviare questo drone appunto su condutture, ad esempio di una raffineria, che sono tipicamente dislocate in quota, quindi sono luoghi abbastanza complessi da raggiungere e sicuramente hanno un elevato rischio, offrono un elevato rischio per l'operatore nel momento in cui questo deve recarsi, diciamo, a fare operazioni in quota. Vedete, per esempio, ora in questo caso sta movimentando questo tool, lo può posizionare muovendo il carrello, lo fa ruotare intorno alla conduttura per acquisire informazioni. Possono essere acquisite informazioni sullo spessore della conduttura, ad esempio per verificare se si verifica una corrosione che potrebbe portare a una fuoriuscita ad esempio di carburanti o di gas e quindi con conseguenze disastrose in ambito diciamo, delle raffinerie, oppure può fare un'analisi di tipo termica, quindi con un'analisi con una mappatura termica della conduttura con una risoluzione fino al centesimo di grado, una mappatura ottica anche per vedere le condizioni esterne, insomma si possono fare tanti tipi di misurazioni che altrimenti richiederebbero l'intervento in loco di personale umano in condizioni di rischio, sia perché si dovrebbero in qualche modo attrezzare per arrivare in quota e quindi con il rischio proprio di tutte le attività che si fanno in quota, certo. sia perché le raffinerie di per sé sono luoghi rischiosi, con possibilità comunque di avere gas dispersi in aria, quindi Situazioni pericolose. una serie poi insomma, di problematiche che... E per evitare tanti pericoli, in una sola parola, proprio una risposta flash, professore, prima di chiudere, avevamo la curiosità con Diletta di capire se il drone deve essere teleguidato, se si può muovere autonomamente, proprio in un flash. Sì, entrambe le condizioni. Okay. Lui in realtà offre la possibilità di fare le operazioni più complesse in autonomia e alcune decisioni sono quelle proprio legate alla misura, le lascia poi decidere all'operatore di dove posizionare lo strumento. Grazie, grazie mille professore. Grazie mille.